Popolare di Vicenza. Sono due banche di cui ultimamente si è parlato moltissimo nei giornali, c'è stato un gran chiacchierare su queste banche. A mio avviso, oltre al chiacchiericcio, c'è stato ben poco, nel senso che un governo che per anni, per tempi lunghissimi, ha detto che non poteva fare nulla per la situazione delle banche venete, poi improvvisamente a ridosso della campagna elettorale ha deciso di stanziare un fondo di 50 milioni. Ora qualcuno potrebbe vedere questa situazione come un qualcosa di concreto fatto per i risparmiatori truffati. Beh, se andate a vedere come è scritto il testo, vedrete che può accedere a questo fondo solo chi ha una sentenza passata in giudicato, quindi nessuno, in questo momento nessuno può accedere a quel fondo e probabilmente neanche nel prossimo futuro, visto i tempi della giustizia italiana e la ghigliottina della prescrizione. Quindi fare un'attività di questo tipo significa non fare nulla. Dall'altra parte vediamo una regione Veneto che anche quella in campagna elettorale sbandiera possibili aiuti a chiunque, poi andiamo a vedere gli stanziamenti sono ridicoli. L'ultima volta che avevamo verificato con i nostri consiglieri si sfiorava, se non ricordo male, esattamente, veniva fuori un caffè a testa, €1 a truffato. Capite che per chi ha perso centinaia di migliaia di euro il fatto che la regione offre un caffè è un dato significativo. Quindi ecco, diciamo che davanti a tutte queste chiacchiere, a queste parole, a queste promesse, c'è stato chi, senza promesse, senza parlare e senza divulgarlo a mezzo stampa o televisivo, qualcosa di concreto ha cercato di farlo. Un anno e mezzo fa il vicepresidente della Camera all'epoca Di Maio venne a Strasburgo insieme a Jacopo Berti della Regione Veneto a denunciare quello che stava succedendo in questa regione nel settore bancario. Io presi questa opportunità e cominciai a valutare seriamente la possibilità di ricorrere a una Corte europea, perché la sensazione che avevo è che questo problema non potesse essere risolto all'interno dei confini nazionali, bisognava assolutamente ricorrere altrove e secondo me la Corte europea dei diritti dell'uomo era la sede giusta, perché stiamo parlando del diritto di proprietà, che nel vostro caso è stato calpestato. Come io possiedo una casa e quindi è tutelato questo diritto, anche l'azione bancaria, anche il titolo bancario ricade nella proprietà. Ora su questo c'era un problema di fondo, tecnico. Si può ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo solo dopo aver esperito i tre livelli di giudizio in Italia. Quindi bisognava arrivare di fatto alla Corte di Cassazione prima di poter arrivare a un ricorso presso la CEDU. A meno che non ci sia una falla, una mancanza nel sistema giuridico italiano. Quindi se io come cittadino non posso avere giustizia nel mio paese, a quel punto non serve che io aspetto il terzo grado di giudizio, ma posso ricorrere immediatamente alla Corte Europea. E su questo devo dire, come movimento abbiamo cominciato a muoverci, grazie al taglio dei nostri stipendi abbiamo commissionato degli studi, e da questi studi, con l'aiuto di un avvocato che oggi è presente, che poi vi spiegherà tecnicamente molto meglio di me di cosa stiamo parlando, abbiamo iniziato un ricorso, sarebbe più corretto dire dei ricorsi, perché sono ricorsi individuali, ogni cittadino fa un ricorso, dei ricorsi presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, dove alla Corte Europea noi andiamo a chiedere la restituzione di quello che è stato sottratto, cioè l'intero capitale che voi avete investito. Questa azione è totalmente gratuita, tutte le persone che lavorano a questo progetto lo fanno in termini gratuiti, nessuno chiederà mai €1, quindi i truffati che hanno visto polverizzati i loro risparmi non dovranno sostenere alcuna spesa per poter aderire a questo ricorso. E cosa importante, anche chi ha transato, perché ricordiamoci che le banche, prendendo per la gola le persone, hanno
costretto molte volte le persone ad aderire a questa transazione vedendosi riconosciuto solo il 15% del valore di quello che avevano investito e perdendo l'85%, bene, anche queste figure secondo noi possono partecipare a questo ricorso, perché noi, e ve lo dirò tra poco, non ricorriamo contro le due banche. Quindi anche chi ha transato effettivamente può partecipare per ovviamente la restituzione dell'85% mancante. Ora, in cosa consiste questo ricorso? E qua sarò breve perché poi, ripeto, ci sarà l'avvocato che lo spiega meglio, ma tendenzialmente noi riteniamo che nel nostro paese non sia possibile ricorrere nei confronti di Banca Italia sull'attività di Banca Italia, perché noi possiamo oggi fare delle azioni legali contro Banca Italia nei singoli atti per dolo o colpa grave, ma attenzione, io posso avere degli atti singoli che sono formalmente corretti, ma nel loro insieme, nel loro complesso, crearmi un'attività illegittima. Quindi noi oggi riteniamo che sia possibile nel nostro paese agire nei confronti dei singoli atti per dolo o colpa grave, ma non possiamo agire nella attività generale contro Banca Italia. Una delle attività generiche, generali di Banca Italia è la garanzia della stabilità del mercato, che è evidentemente venuta meno, e non è una questione solo regionale, solo del Veneto, come qualche ministro ha cercato di descrivere, è una situazione sistemica. Noi oggi qui abbiamo anche Gianluigi Paragone, che su questo ci ha scritto addirittura un libro, quindi è evidente che il sistema bancario italiano ha dei seri problemi, e lo dice, io faccio sempre questo esempio: se noi andassimo a chiedere un prestito a una qualsiasi banca e avessimo 100.000 euro di azioni di una banca che oggi noi riteniamo anche solida, pensiamo a Banca Intesa, visto che è stata quella che ha rilevato le due banche, no, quindi se io avessi 100.000 euro di azioni di Banca Intesa, andassi in una qualsiasi altra banca a chiedere un prestito in garanzia, fornissi quelle azioni, la banca non accetterebbe quella garanzia, segno evidente che le banche non si fidano delle azioni dell'altra banca. Quindi il problema è assolutamente sistemico. Ora, noi riteniamo quindi che, siccome non c'è questa possibilità, possiamo agire direttamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché in Italia su questa cosa qui non potremmo mai avere giustizia. È chiaro che la Corte Europea può accettare questo nostro ricorso o può respingerlo. Devo dire che il percorso è stato abbastanza interessante, perché quando siamo partiti e l'avvocato ha trovato questa falla nel nostro sistema giuridico, onestamente, essendo qualcosa di pionieristico, lo possiamo dire, nessuno mai in Italia ha provato questo tipo di azione, qualche dubbio lo avevamo sull'accettabilità della questione, e anche perché un anno e mezzo fa che parlava di Banca Italia, effettivamente c'eravamo solo noi, gli altri parlavano solo di banche. Devo dire che oggi, a distanza di più di un anno, la situazione è totalmente cambiata, perché è evidente, lo dico, ormai parlano tutti delle responsabilità di Banca Italia, quindi noi ce ne siamo accorti semplicemente un po' prima, e tutti i giornali hanno scritto qualcosa contro l'operato di Banca Italia, articoli che noi allegheremo a questo ricorso. Lo stesso avvocato ha scritto un articolo su questa questione, che è stato ripreso da un'importante rivista giuridica, quelle riviste che poi fanno dottrina nel campo giuridico, quindi anche questo ci lascia ben sperare, e anche questo sarà un allegato del nostro ricorso. Quindi noi oggi riteniamo che ci sia una forte possibilità che questo ricorso venga accettato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma siamo consapevoli anche che, qualora anche questo non avvenisse, per noi sarebbe una posizione che gli anglosassoni descriverebbero win-win, perché nel momento in cui la Corte Europea accetta il ricorso, ok, andremo avanti con il ricorso e chiederemo un rimborso, ma anche se dovesse dire no, questo implicitamente significherebbe che a livello nazionale io posso agire contro Banca Italia, e a quel punto sarebbe la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a averlo detto, non sarebbe una supposizione nostra, quindi aprirebbe sicuramente una situazione in cui il cittadino truffato può andare a ricorrere a livello nazionale su qualcosa che gli è stato impedito a livello europeo.
Quindi io mi fermerei qua perché dopo seguiranno interventi molto più interessanti del mio. Chiudo con due appelli. Il primo è: il ricorso è pronto, noi abbiamo concluso l'iter, stiamo già preparando i primi, mancano le firme dei ricorrenti e pensiamo che già a gennaio presenteremo a Strasburgo i primi ricorsi. A questo ricorso hanno aderito 5.000 persone, quindi non pochissime, devo dire, abbiamo avuto il nostro bel da fare in questo anno. Però noi abbiamo una stima che dice che nel solo Veneto sono circa 200.000 le persone che sono state truffate. Ora, queste persone non hanno aderito a questo ricorso semplicemente perché non sanno che c'è, perché i giornali non ne parlano, perché le televisioni non ne parlano, perché quel poco che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in serate come queste, e per questo ringrazio Luigi Di Maio, che non solo oggi è a ridosso di una campagna elettorale ha creduto in questa cosa, ma un anno fa girava con noi in sale come queste perché credeva in questa soluzione, e abbiamo fatto quella poca pubblicità, l'abbiamo fatta in questo modo. Quindi queste 5.000 persone sono arrivate a serate come queste, soprattutto dal passaparola. Quindi io vi chiedo di darci una mano a diffondere questa opportunità, perché ci sono delle persone che hanno perso tutto, che sono disperate, che magari hanno fatto la transazione e pensano di non poter fare più nessun altro tipo di azione, e invece hanno questa opportunità. Quindi per favore aiutateci, perché purtroppo sappiamo che i mass media su questo non ci danno una mano. Il secondo appello che vi faccio è legato al periodo. Noi oggi siamo a 60 giorni più o meno dalle prossime elezioni. Ho iniziato dicendo che c'è stato un gran chiacchierare, tante promesse. Io ho 46 anni e vi posso dire che ricordo promesse di 1 milione di posti di lavoro, ricordo promesse di aumenti di stipendio, mance da 80 euro, ne ho viste di tutti i colori in questi 46 anni. Io spero che gli italiani per una volta, e questa volta, terranno presente quando entreranno in quella cabina di chi veramente ha fatto qualcosa, di chi ha promesso e fatto, di chi è rimasto coerente e di chi invece ha solo promesso senza mai mantenere. Questo senz'altro, perché finora hanno